perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni. Sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata. Ancora in giro per conoscere le realtà del calcio dilettantistico siciliano. Oggi ci troviamo a Ragalna e siamo pronti per raccontarvi il ritiro della squadra del Paternò che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Mister Raciti, dopo la bella avventura di Ragusa si apre una nuova parentesi nella tua carriera calcistica. Paternò è una piazza importante, vogliosa di ritornare anche prestissimo in Serie D. Sì, vogliosa e con tanta cattiveria, voglio dire, perché ovviamente dopo un anno come quello dell'anno scorso sia la società, la dirigenza, i direttori, il presidente hanno comunque subito dimostrato tantissima voglia di rivalsa, quindi da parte nostra dobbiamo essere, diciamo, i nuovi arrivati, no? A portare quell'ondata di entusiasmo in più, però credo che alla fine la società ti sta facendo lavorare nel miglior modo possibile, quindi credo che i presupposti ci sono tutti. Che gruppo hai trovato? Pronto a battagliare e a seguire anche un po' i tuoi schemi calcistici? Sì, va bene, il gruppo bene o male qualcuno è arrivato che già conoscevo, altri insieme alla società, insieme al direttore abbiamo cercato comunque gente che sposasse sia l'idea della società e sia l'idea dello staff tecnico, quindi credo che alla fine del mercato non possiamo essere che contenti. Ovviamente qualcosina sta arrivando, sperando che come i ragazzi già presenti arrivino per dare una mano importante, è quel qualcosa in più che sta mancando. È un girone B molto interessante, Modica, Enna, Milazzo e sicuramente anche la Leonzio. Insomma, sarà certamente un campionato che bisogna attenzionare domenica dopo domenica. Sì, ma come ormai il campionato di eccellenza ci ha abituati, no? È un campionato difficile, lo sappiamo, non sempre le squadre favorite alla fine tagliano il traguardo come vogliono, però alla fine credo che il campo è quello, l'unico giudice supremo è solo il campo, quindi ti dico sempre che tra il dire e fare c'è tanto lavoro in mezzo, alla fine la squadra che lavorerà meglio, la squadra che sarà pronta, come hai detto benissimo tu, a battagliare, credo che avrà la meglio. Un messaggio chiaramente rivolto ai tifosi. Ma i tifosi sanno quello che con quale entusiasmo siamo arrivati e quello che comunque vogliamo costruire e stiamo costruendo. Loro ci sono vicini, ovviamente dobbiamo essere noi, come ho detto prima, a portare tantissimo entusiasmo e poi ovviamente loro sono sempre presenti. Si sa, i tifosi paternesi hanno sempre fatto valere il loro amore, veramente incondizionato verso questi colori e verso questa società.
Direttore, pronti per questa nuova avventura a Paternò, un Paternò che ha voglia di ritornare in Serie D? Sì, la piazza è esigente, anche noi siamo esigenti, quindi con il direttore sportivo Strianesi stiamo cercando di costruire una squadra importante, degna del Paternò Calcio. Un campionato che si presenta comunque certamente interessante proprio perché ci sono parecchie squadre che tentano il grande salto. Eh sì, hanno messo anche Lenna, quindi è un girone molto, molto forte e importante. C'è Lenna, la Leonzio, il Modica, noi, quindi poi le messinesi che ogni anno fanno sempre squadre che rompono un po' le scatole, quindi sarà un girone bello anche da vedere. I tifosi saranno pronti a soffrire comunque perché non sarà una stagione facilissima. Ma questo lo sanno i tifosi, sono stati chiari, è una lotta, se vincere non è mai facile, quindi siamo stati anche in ritiro, 15 giorni tutti insieme per cercare anche di fare il gruppo, perché anche, secondo me i campionati si vincono anche col gruppo, quindi speriamo con questi nuovi arrivi che sono arrivati in questi giorni di fare un bel gruppo, di andare avanti in maniera seria. È importante pensare che questo Paternò è di passaggio in eccellenza, deve essere così, credo. Guarda, è difficile dire di passaggio perché i campionati vincere è sempre difficile. Noi sicuramente ce la metteremo tutta per dare soddisfazione alla città, perché veniamo da una delusione della retrocessione, non ci dimentichiamo questo e dobbiamo subito creare l'entusiasmo giusto e far sì che la squadra diventi diciamo la squadra di tutti. Che gruppo sta nascendo con le mani di Reciti? Ma sta nascendo un gruppo secondo me coeso, forte, un gruppo che lotta, un gruppo che si fa rispettare in campo e cerca di fare sempre il massimo risultato sul campo. Noi dobbiamo fare una grande stagione, questo è sicuro, dobbiamo cercare di fare un campionato all'avanguardia dove, ti ripeto, bisogna portare entusiasmo e far ritornare la gente al campo, perché noi abbiamo bisogno dei tifosi e della gente. Ecco, proprio dei tifosi dobbiamo parlare, perché sono stati da sempre il 12° giocatore in campo proprio nei confronti della squadra. Vengono da una retrocessione, sappiamo come è arrivata, come si preparano a vivere questa nuova stagione? C'è questo connubio ancora vincente, società, tifosi? Sì, è normale che dopo una retrocessione c'è tanto scetticismo intorno alla squadra, però credo che poi i risultati contano più di ogni altra cosa. I risultati porteranno ad avvicinarsi di nuovo alla gente, i risultati portano entusiasmo e noi vogliamo questo, vogliamo cercare di fare dei risultati importanti dove sicuramente ne sono convinto che comunque i tifosi ci sosterranno sempre e staranno vicino a noi come hanno fatto sempre. David Valenca, ex capitano della Ragusa e adesso approdato nella sponda di Paternò per cercare di riportare in alto questa bellissima realtà siciliana, catanese, che ha veramente tanta voglia di ritornare in Serie D. Sì, qua sono i presupposti per farlo. C'è questa volontà e questa idea di riportare nel Paternò nel calcio che conta, che parliamo della Serie D perché giustamente l'anno scorso non è andata a buon fine e siamo tutti qua per provare, non facciamo queste promesse così ancora, stiamo qua a fare il massimo per riportare il Paternò dove merita di stare. Al
all'interno di questo Paternò c'è comunque uno zoccolo duro della Ragusa, per cui l'esperienza può servire per agganciare questa benedetta Serie D. Sì, per fortuna abbiamo il mister, abbiamo altri 5-6 componenti della squadra che ha vinto campionato e Coppa 2 anni fa a Ragusa, e questa mentalità vincente penso che potrà solo aiutare il Paternò a raggiungere i suoi obiettivi. Questo sarà un girone certamente molto impegnativo, c'è l'Enna, c'è la Leonzio, c'è il Milazzo, c'è il Modica, insomma è un girone impegnativo dove ogni partita, ogni domenica diventa una battaglia. Fare punti soprattutto nella parte iniziale della stagione sicuramente è fondamentale. Certo, che comincia bene, come si dice, è già a metà dell'opera, quindi noi cercheremo di ottenere il massimo ogni domenica, che sono i 3 punti, poi sappiamo che abbiamo gli avversari tosti dove troveremo difficoltà in qualsiasi campo in questo campionato, è meglio così, è più divertente, più stimolante, però noi ci faremo trovare pronti, perché anche le squadre che giocano contro il Paternò noi daremo filo da torcere a tutti. Voglio fare un passo indietro e pensare comunque alla tua bella esperienza, alla tua bella parentesi a Ragusa, che porti comunque nel tuo cuore, perché tra l'altro hai una compagna di Ragusa, quindi è facile pensare di non amare ancora Ragusa. È vero, come ho detto nel mio addio, ho trovato lì una seconda composto a poter chiamare una casa, e questo per una persona che non è italiana e che è distante dalla famiglia per 10-11 mesi all'anno, è una cosa molto molto bella, e quindi sempre che posso torno a Ragusa, guardo ogni momento nel cuore, perché giustamente sono stato felicissimo, sono passato 5 anni bellissimi, ho vinto praticamente tutto quello che c'era da vincere, questo ha aiutato tanto, però le persone non le posso mai dimenticare, perché ho lasciato un pezzo di cuore lì e mi sento a casa lì. E adesso devi innamorarti anche dei tifosi di Paternò, che insomma si aspettano molto dalla tua stagione. Sì, ora è il tempo di rivarcare le maniche e andare avanti, perché giustamente la vita è fatta di sfide, di tappe, e questa è una nuova tappa della mia vita, e farò tutto per essere tanto felici con tanti successi come quella di prima. Lorenzo Godino, un'esperienza importante per cercare di riportare su questo Paternò che ha voglia matta di ritornare in Serie D. Sì, ripartiamo con tanto entusiasmo, siamo in una piazza importante, siamo in una piazza dove il tifo sarà dalla nostra, ci darà una grande mano, c'è una società ambiziosa dove ci mette in condizioni di fare bene, ci mette in condizioni di lavorare con serenità, con tranquillità, e non potevamo chiedere inizio migliore. Che gruppo hai trovato? Gli under si sono già integrati? Sì, i ragazzini si sono già integrati, gli diamo una grande mano perché penso sia giusto farlo, penso sia giusto cercare di andare tutti verso un unico obiettivo, cercare di lavorare con armonia per cercare di raggiungere traguardi importanti. Ti piacciono le idee tattiche di mister Raciti? Sì, il mister ci ho già lavorato a Ragusa dove abbiamo vinto un campionato, siamo 5-6 ragazzi che comunque abbiamo fatto quell'esperienza insieme, è una persona che sa bene quello che vuole, che non ti fa mai perdere di vista l'obiettivo, e questo è un grande inizio, un grande punto di partenza. Per chiudere, un messaggio ai tifosi di Paternò che veramente hanno una grande voglia di ritornare in Serie D. Ma guarda, sono sicuro che saranno il nostro 12° uomo in campo, sono sicuro che non ci faranno mai mancare il loro supporto, e per noi sarà un'arma in più.
perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni. Sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata.